Sarà Gino Colella, padovano di 57 anni, il nuovo amministratore delegato di Bus Italia Veneto. Colella, già manager del gruppo Ferrovie dello Stato, si troverà ad affrontare una situazione che, come vi abbiamo descritto nelle scorse settimane, racconta di corse saltate e disagi per gli utenti. Nella sola giornata di giovedì sono 11 quelle mancate sulle linee extraurbane di Padova. Un problema che ad inizio settimana aveva fatto incontrare i sindacati del trasporto pubblico locale con i vertici della provincia. In quell'occasione il sindaco di Padova e presidente della provincia, Sergio Giordani, aveva dichiarato di voler andare a Roma a parlare con i vertici delle Ferrovie dello Stato per trovare una soluzione a quello che è un problema per gli utenti e per i lavoratori. I sindacati, tramite un comunicato stampa del segretario della FIT CGL di Padova, Massimo Cognolato, sottolineano come bisogna smettere di rimpallarsi il problema tra i vari attori coinvolti in questa crisi, serrare le fila, smettere di litigare e lavorare tutti insieme per cercare di rendere nuovamente appetibile il lavoro di autista per il servizio pubblico.